Giulia Fraccaro, team Veneto, dopo i primi 50 metri al comando, in corsia 3. Aumenta, anche se solo di una manciata di centesimi, il vantaggio di Giulia Fraccaro rispetto a Sophie Louise Nimb. Giulia Fraccaro, team Veneto, Sophie Louise Nimb, Fondazione Marcantonio Bentegodi di Verona. Sta aumentando il vantaggio di Giulia Fraccaro nei confronti di Sophie Louise Nimb, quindi alla virata dei 150 Dognini, Lorini, Caffarri, Fornasari, Guanzati e Benzoni. Per la terza serie 400 stile libero assoluti femmine, in prima corsia Alessia Roggia, alla 2 Francesca Giordano, alla 3 Martina Bontempi, 4 Denise Banfi, 5 Camilla Saleri, 6 Camilla Bonizzardi, 7 Beatrice Pellicciari. Bracciata dopo bracciata si fa sempre più consistente il vantaggio di Giulia Fraccaro rispetto alle sue avversarie. Intanto salutiamo i telespettatori di Channel 24 e li ringraziamo per essere stati qui con noi e andiamo avanti con il nostro programma. Giulia Fraccaro in corsia 3 va aumentando il suo vantaggio su Sophie Louise Nimb. Siamo ai 300 metri quando ne mancano 100 alla conclusione. Dunque Giulia Fraccaro si avvia a completare vittoriosamente questa prova. 4:43:11 in precedenza Giulia Lelli. Giulia Fraccaro dunque va alla conclusione e chiude in 4:26:25, tempo che le consente più tardi di salire sul gradino più alto del podio. E passiamo agli assoluti femmini.